Senza Va ora in onda Alta Tiratura con Alessandro Gnocchi. Buonasera, benvenuti ad Alta Tiratura su Radio Libertà. Io sono Alessandro Gnocchi. Parleremo di due libri che meritano di essere letti, ma prima vorrei partire con una riflessione sul caso che ha tenuto banco sui giornali, sui social network, ovunque, il caso della fiera Più Liberi, che è diciamo la fiera della editoria indipendente che si tiene ogni anno a Roma. È organizzata da Chiara Valerio, che è una scrittrice piuttosto nota anche per le sue posizioni politiche che diciamo combaciano con quelle di Elly Schlein e quindi con il Partito Democratico. E cosa è successo? È successo che in questa edizione dedicata a Giulia Cecchettin, che tutti conosciamo per il tragico caso che l'ha riguardata di omicidio, è stata uccisa dal fidanzato per i pochissimi che non lo sapessero. Ecco, nell'edizione dedicata a Giulia Cecchettin, Chiara Valerio ha invitato Leonardo Caffo, che è un filosofo colpevole di nulla per il momento, in quanto non è stato ancora giudicato da un tribunale, ma rischia di prendere 4 anni per violenza domestica. La cosa ha, diciamo, come dire, colpito molti. Molti hanno fatto notare l'incongruenza e Chiara Valerio ha risposto con un videomessaggio nel quale ha detto che lei è garantista, Caffo non è stato condannato per nulla e quindi ha pienamente diritto a parlare. E qui si è aperta iniziato un diluvio, poi parleremo di un altro diluvio, di polemiche perché in sostanza è stato rinfacciato alla Valerio di avere una doppia morale, che poi è quella doppia morale che la sinistra spesso mette in campo, no? Garantista con i tuoi e giustizialista con tutti gli altri, per cui Caffo viene tutelato e invitato e io penso che sia anche giusto perché effettivamente non ha commesso alcun reato fino a prova contraria, ovviamente. Appunto viene quindi invitato Caffo in quanto amico però se il filosofo in oggetto non fosse stato un amico, non fosse stato della cerchia, diciamo così, della sinistra, in quel caso molto difficilmente avremmo assistito a una dichiarazione garantista, tant'è vero che, non so, la Valerio per esempio come dire, difeso la facoltà di offendere ministri, primi ministri e così via, insomma. È sempre un problema del doppio standard che dà fastidio. E poi naturalmente c'è una questione di opportunità. Se tu dedichi la fiera a Giulia Cecchettin, magari ecco, non inviti proprio quell'anno lì Caffo, magari lo inviti un'altra volta. Caffo peraltro ha avuto una reazione molto dignitosa, ha scritto una lettera in cui diceva che si tirava da parte, niente da rimproverare. Ma quello che poi ha colpito è che la Valerio, che è stata, come dire, in questi anni portata in palmo di mano dall'editoria, dagli scrittori e da tutto il mondo, insomma, che riguarda la cultura libraria, diciamo così, è stata praticamente mollata da tutti. L'ultima oggi Dacia Maraini che dice: "No, ma non si può fare un errore del genere". E qui arriviamo a un capitolo che io trovo sempre sorprendente. È il capitolo, non me ne voglia la Valerio, dei perdenti di successo, ovvero lei è stata chiamata a dirigere quella che doveva essere la Fiera del Libro di Milano, che doveva essere l'antagonista del Salone del Libro di Torino, ed è stato un insuccesso, un flop colossale.
passato quel flop, le danno subito un'altra fiera da gestire, cioè hai fallito nella città dell'editoria, beh, ti do un'altra fiera da gestire, ma questo vale dappertutto. Hai colato a picco la credibilità di una collana di uno dei più grandi editori italiani, te ne diamo un'altra. La tua trasmissione televisiva fa lo 0% di share, ti diamo un'altra trasmissione, basta che inviti i nostri amici. Ma nel mondo dei giornali poi vediamo direttori che perdono migliaia di copie che passano tranquillamente da un giornale all'altro. E vabbè, questa è l'Italia. Il secondo, invece l'aneddoto che volevo raccontare è questo. C'è una piccola comunità di collezionisti di libri in Italia, diciamo che più o meno ci si conosce tutti, mi ci metto anch'io, anche se io sono un piccolo collezionista, non avendo grandi capacità, possibilità di spesa, e ci si conosce comunque tutti più o meno, insomma si sa chi colleziona cosa. E noi tutti siamo abbonati ai cataloghi dei vari librai, e più o meno sappiamo quali sono i prezzi giusti che si devono pagare per un determinato libro. Stiamo parlando di libri rari, non tanto antichi, che è un altro mercato diverso. Stiamo parlando, diciamo, dei classici del Novecento, le prime edizioni, le edizioni particolari, quelle firmate, quelle con la dedica. Scusate. Quindi stiamo parlando di Novecento sostanzialmente. Uno dei più grandi collezionisti italiani è Fabio Fazio. Fabio Fazio che è, come dire, simpaticamente preso in giro perché paga, avendo un'enorme capacità economica, paga tutte le cifre che gli vengono proposte senza battere ciglio, senza trattare un po', senza confrontare i prezzi. E questo, dicono i collezionisti, finisce con il rovinare il mercato a tutti. Poi lui si rifornisce da quello che probabilmente, non lo nomino, ma probabilmente è il miglior libraio in Italia, e quindi quello di riferimento, e chiaramente può permettersi tutto lui. Noi invece piccoli collezionisti no. E quindi ci piacerebbe, ma sto scherzando, ci piacerebbe che Fazio tirasse un po' sul prezzo e cercasse di non far lievitare il mercato. È già successo in passato. È strano, ma basta una persona perché è un mondo estremamente piccolo. Basta una persona per tenere, non per far salire i prezzi, o comunque per tenerli un po' al di sopra di quello che è il reale valore dell'oggetto. Adesso cambiamo radicalmente, beato lui, tra l'altro sta diventando anche un piccolo editore, lui in persona. Ha avuto l'idea di associare i cioccolatini tipici di Savona, che stavano andando male, li ha salvati e li ha, come dire, uniti a un'iniziativa editoriale per cui farà dei titoli. Non ho ben capito se siano i libri in allegato ai cioccolatini o viceversa, ma farà anche dei libri di grande qualità. Si è capito, insomma, che sarà un tipo di libro appunto da collezionare. E vabbè, beato Fabio Fazio, che cosa dobbiamo dire? C'è una battuta di Umberto Eco che gli suggerisco di adottare se accetta un piccolo consiglio, e che sarebbe questo. Umberto Eco era un bibliofilo incredibile, aveva una libreria sterminata e si sentiva chiedere dagli ospiti che riceveva in casa sempre la solita domanda: ma lei li ha letti tutti? Ovviamente no, è impossibile, no? Perché uno colleziona per i motivi più disparati, non sempre per leggerli o non sempre li legge tutti. Però Umberto Eco, serissimo, rispondeva: ovviamente li ho letti tutti, ma naturalmente non era vero, era puro sarcasmo. Va bene, adesso passiamo ai libri di cui voglio parlare questa settimana, e partiamo dal libro di Stephen Markley, che è uno scrittore americano, che si intitola Diluvio. È un tomo, per chi ci sta guardando in collegamento video,
come si può vedere, sono 1000 e passa pagine. È la storia di quello che potrebbe accadere in seguito all'esplosione, diciamo così, del problema del riscaldamento globale, del riscaldamento climatico. Ora, questo tema è stato trattato con i toni del politicamente corretto o del politicamente scorretto. Questo romanzo, che ha peraltro anche una trama estremamente avvincente e che è magnificamente scritto in ogni sua parte, questo romanzo si pone in maniera un po' diversa, nel senso che, mette in campo, ci fa vedere quello che potrebbe realmente succedere, non tanto i diluvi, del titolo o le tempeste, no, ci fa vedere che cosa può succedere dal punto di vista politico e economico, ovvero ci fa capire, come un domani probabilmente gli schieramenti politici che noi conosciamo saranno, come dire, attraversati trasversalmente dal problema appunto di come rispondere alla crisi dell'energia e, vedremo le carte scompaginarsi. Lui è molto bravo a far vedere tutte le posizioni e anche le contraddizioni che, contraddistinguono appunto ogni singola, posizione su questo tema. I personaggi sono infiniti, d'altronde appunto sono 1000 pagine. Ci sono delle parti molto belle, che vengono anche evidenziate graficamente, in cui c'è anche il retropensiero del personaggio che sta parlando. Ci sono dei finti titoli di giornale, ci sono dei finti, dispacci politici, insomma ci sono tante cose, tanti ingredienti anche linguistici diversi. C'è la scrittura del documento, c'è la scrittura del libro d'avventura, c'è la scrittura del saggio anche, e quindi è estremamente, appassionante e non è mai noioso, anche se sono 1000 pagine e, ci fa capire, ma questo poi ne riflettiamo nella parte successiva alla canzone che adesso andiamo ad ascoltare, ci fa capire anche quanto sia tutto sommato arretrata o comunque non sufficientemente aperta verso il futuro la posizione del centrodestra, che invece potrebbe essere, e questo libro lo fa vedere benissimo, proprio come dire, il motore di una buona legge sul riscaldamento globale. Cioè, come spesso capita, è che, come dire, la destra fa le riforme di sinistra e la sinistra fa le riforme di destra. È una vecchia storia, ne parliamo subito dopo la canzone.
Abbiamo sentito Strangers When We Meet, che è uno dei brani che ha segnato la rinascita artistica alla fine degli anni 80, inizio anni 90 di David Bowie. È un brano che non è stato scelto a caso perché David Bowie, questo brano faceva parte della colonna sonora di una serie TV che si intitolava Il Buddha dei sobborghi, tratto da un romanzo di Hanif Kureishi, scrittore anglo-pakistano, di cui parleremo tra un attimo. Ma prima voglio tornare un attimo a Diluvio. Perché dicevo che contiene anche una lezione per il centrodestra? Perché ci fa vedere che, cioè, noi possiamo avere qualunque opinione sul riscaldamento globale, possiamo pensare che sia un fatto dovuto alla natura e che l'uomo non c'entri nulla, ma in ogni caso saremo comunque costretti a affrontare prima o poi il problema, che poi è anche il problema di come approvvigionarsi di energia, energia che deve diventare pulita. Prima o poi dovremo arrivare a questa svolta naturalmente avrà un prezzo e qui la prima cosa da stabilire è quando lo dobbiamo pagare questo prezzo. Noi ad esempio possiamo vedere che in certe città come Milano, dove si è voluto anticipare questo passaggio dalla benzina all'elettrico, non ha funzionato perché non siamo ancora pronti e perché il cambio del parco macchine si è rivelato particolarmente oneroso proprio per le fasce di persone che guadagnano di meno, quindi è stata fatta, a mio modo di vedere, una grande ingiustizia. Però ecco, non possiamo ignorare il problema, dobbiamo pensare, ad esempio al nucleare e altre forme di energia che non rilascino, non sprigionino anidride carbonica. Ecco, in questo libro, c'è questa caratteristica che colei che riesce a far approvare una legge apparentemente molto buona, sulle emissioni, è una politica di destra. Lei è la presidente degli Stati Uniti, eletta, circa intorno al 2030, il libro va un po' nel futuro, che, alleandosi con un'associazione ambientalista molto influente, appunto riesce a fare questa legge all'apparenza ottima. Poi questa legge viene svuotata, e qui c'è un altro avvertimento, viene svuotata quando passa al Congresso e al Senato e, come dire, diventa da una legge green a una legge che istituisce in realtà una specie di stato di polizia, ovvero stabilisce delle norme di ordine pubblico pesantissime verso chi manifesta per l'energia pulita. Cioè ci fa vedere che solo la destra può fare una riforma di sinistra, ma attenzione perché poi questo tipo di leggi che implicano comunque che lo Stato assuma una presenza più forte nell'economia, questo tipo di leggi poi viene utilizzato per instaurare un clima, diciamo, che in qualche modo si avvicina a una, come si dice oggi, dittatura soft. E la cosa bella del libro è che non è che la destra è per la dittatura e la sinistra è per la democrazia, ci fa vedere come si rimescolerà tutto quanto e come quindi avremo dei democratici che si comportano da repubblicani secondo gli standard falsi che noi abbiamo e viceversa. Ma adesso mettiamo da parte Diluvio con le sue 1000 pagine. Stephen Markley è famoso per un altro romanzo in due parti molto bello che si intitolava Ohio, che trattava dell'America ignorata da tutti, quella che ha eletto Trump, e mettiamo da parte appunto il suo Diluvio e passiamo al libro di Hanif Kureishi al quale accennavo poco fa. Hanif Kureishi appunto è uno scrittore anglo-pakistano molto famoso a partire da, diciamo, circa dalla metà degli anni '80. I suoi libri più famosi sono forse Il Buddha delle periferie, che abbiamo appena citato, ma anche il Black Album, e poi ha scritto delle sceneggiature di film che sono stati grandi successi,
come Sammy e Rosie vanno a letto, My Beautiful Laundrette, tutta la nuova ondata di cinema inglese della fine degli anni '80. Appunto, poi ha fatto anche la sceneggiatura di Intimacy, che vinse poi il Festival di Berlino e fu un successo in tutto il mondo. Kureishi l'anno scorso ha avuto un incidente drammatico. Era seduto a Roma a casa della sua fidanzata e si alza dal divano, ha un calo di pressione, cade su se stesso, si spezza il collo, si taglia anche profondamente perché cade su un tavolino, si spezza il collo e diventa completamente paralizzato dalla testa in giù. A quel momento ovviamente la sua vita diventa tragica perché praticamente è un cervello dentro un corpo che non risponde più a nessun ordine e inizia il suo calvario da un ospedale all'altro, da una terapia all'altra però sempre nell'impossibilità di muoversi e di agire di conseguenza è costretto a rinegoziare tutta la sua vita, a rinegoziare l'idea che ha di se stesso, a rinegoziare i rapporti che ha con gli amici, con la fidanzata, con i figli, con tutti quanti. È costretto a ripensare anche al suo lavoro, perché ovviamente non può neanche scrivere, può solo dettare, ma non riesce a muovere le mani. Quindi è, diciamo, la situazione più tragica che forse si può vivere. Mhmm, Qureshi però è uno scrittore che ha fatto sempre, diciamo, dell'ironia la sua forza, no, ironia, sarcasmo, è sempre stato uno scrittore con un lato, come dire, umoristico incredibilmente esce anche in queste pagine, che pure sono drammatiche. Una delle parti che mi sono sembrate più efficaci, a un certo punto lui si sveglia in ospedale con la testa incastrata tra il comodino e il letto e ovviamente non può muoversi e non riesce neanche a chiamare aiuto e questo momento di incredibile difficoltà diventa poi lo spunto per, non avendo niente da fare e rimanendo incastrato, diventa lo spunto, questa posizione tragica, per raccontare alcuni episodi della sua vita, che è poi la vita di un adolescente pakistano che cresce nella Londra multiculturale e che fa un sacco di incontri interessanti, conosce Beckett perché inizia a lavorare nei teatri e ci racconta un Beckett completamente diverso da quello a cui siamo abituati, perché è un Beckett ben felice di essere corteggiato dalle lettrici che gli portano i libri da firmare. E poi c'è anche un ritratto del cantante che abbiamo appena sentito, cioè David Bowie, che rinasce proprio collaborando con Hanif Kureishi al dramma TV in più puntate, un'antesignana delle serie TV, Il Buddha delle periferie. E quindi questo libro è, diciamo, drammatico, è stato interamente dettato ai figli di Hanif che hanno raccolto le parole del padre, poi è stato organizzato in forma di diario. Ovviamente ci sono delle riflessioni che finiscono con toccare tutto, perché poi tutto è tutti noi, perché poi alla fine il centro del libro è la questione dell'identità, cioè nel momento in cui io sono ridotto a un cervello e a una voce e non ho più il mio corpo, chi sono? Certamente sono una persona completamente diversa da quello che ero prima. E nonostante appunto il fondo sia drammatico, come dicevo, ci sono delle parti estremamente divertenti. Lui riesce a ironizzare anche su delle cose, le parti migliori sono quelle
più spudorate, quelle in cui si vede il suo corpo che viene violato, penetrato, naturalmente per motivi medici, però è una sensazione terribile, no? Non poter muoversi e vedere che vieni maneggiato dagli altri. Proprio queste che sono le scene più scabrose e più svergognate, più spudorate, sono le migliori poi alla fine del libro, perché lui le tratta in maniera tragica, ma ti fa vedere anche il lato comico sostanzialmente. Si chiude con un capitolo in realtà di speranza e con dei lunghissimi ringraziamenti, tra cui troviamo i personaggi più disparati, da David Gilmour a filosofi anche italiani, sono tantissimi italiani, Zadie Smith, poi tanti altri. Finisce con una nota di speranza, perché alla fine questa operazione di ricalibrare tutta la sua vita più o meno riesce quindi anche a realizzarsi ancora come scrittore, e quindi questo libro, che è un libro di Bompiani, si legge estremamente alla svelta, sono 200 pagine in piccoli capitoli, è un libro che può essere interessante per molti versi, per la scrittura, per quello che dice, per la parte tragica e per la parte anche umoristica. E con questo vi saluto e vi do appuntamento la settimana prossima.